Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per celebrare il 25 aprile, una ricorrenza a cui nell'emergenza sanitaria in atto purtroppo non può essere riservato l'usuale e dovuto riconoscimento. Tuttavia mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di ricordare e rinnovare i valori di civiltà, coraggio, unità e impegno per i quali i nostri nonni hanno combattuto e talora sacrificato la vita. La liberazione d'Italia, di cui quest'anno cade il 74° anniversario, viene celebrata quindi a distanza, ma non per questo con meno valore o sentita partecipazione. Per l'occasione come Spazio Sitan vi proponiamo una proiezione che, come dice lo slogan, vedremo lontani ma uniti. Si tratta di un cortometraggio del dronerese Raffaele Massano, ispirato a un racconto di Nicola Pettorino di Peveragno, entrambi ospiti di questa premiere sui generis. Il racconto è ispirato a una storia vera che ha toccato numerose famiglie sulle Alpi e direi nell'Europa intera. La tecnica cinematografica dello stop motion ce la restituisce con poesia, con levità, offrendosi alla lettura e alla riflessione non solo degli adulti, ma a mio avviso anche dei ragazzi e dei bambini delle scuole. A voi tutti che state per guardarlo e che magari lo condividerete con i vostri contatti, grazie e buona festa della liberazione. Sentimenti, affetti e quella semplicità che affonda le radici in un territorio montano e in un mondo che oramai non esiste più. Sono questi gli elementi che una decina d'anni fa mi fecero innamorare del racconto L'albero di Pietro scritto da Nicola Pettorino. Tramandare la storia è il compito che ci hanno affidato coloro che questa storia hanno contribuito a scriverla, affinché le loro parole e le loro vite non cadano abbandonate nella neve come purtroppo successe ai corpi dei tanti soldati che non fecero ritorno dalla Russia. Per questo motivo ho pensato di mettere in contatto chi da una storia ha saputo estrapolare un racconto capace di pizzicare quelle che sono le corde dell'emotività, metterlo in contatto appunto con chi fa dell'arte e dell'entusiasmo la sua professione. Ecco quindi che il racconto fa un passo in avanti e nella geniale e giovane mente di Raffaele Massano diventa un cortometraggio realizzato con la tecnica del passo 1 o stop motion, che è facilmente fruibile da tutti. È bello collegare questo racconto con questa particolare ricorrenza, la ricorrenza del 25 di aprile, 75° anniversario dalla liberazione e 74esima ricorrenza dal momento in cui venne ideata la festa della liberazione. E quindi voglio chiudere il mio intervento con le parole di Giulio Bedeschi, che ben sintetizzano quello che deve essere il legame fra il passato, il presente e il futuro. Bedeschi scriveva che per dare radici all'avvenire bisogna che restiamo sprofondati a mezza gamba nel passato, a far catena in questa attuale palude, affinché i più giovani passino aggrappandosi a noi, anche maledicendoci perché siamo sudati e bagnati, fino a raggiungere però la terraferma. Nell'ormai lontano 1993, su un giornale locale, La Masca, uscì un piccolo trafiletto che parlava del rientro in patria in una cassetta di zinco dei poveri resti di uno dei tanti alpini caduti in Russia. Questo ragazzo si chiamava Pietro Berardengo. C'era anche una fotografia che immortalava la mesta processione che lo accompagnava nell'ultima definitiva sepoltura. E allora sull'emozione di getto scrissi un racconto, rivisto e riscritto poi 1000 volte nel corso degli anni, dove affidavo ad un albero, un pino, il compito di raccontare la storia di Pietro, che poi è la storia di una generazione di valligiani che purtroppo a poco ormai è del tutto scomparsa. E a questi giovani, a questi ex giovani, che voglio dedicare il mio racconto. Il cortometraggio che state per vedere è stato realizzato con la tecnica del passo 1, meglio nota come stop motion. Per chi non la conoscesse, questa particolare tecnica di animazione consiste nel fotografare l'oggetto in questione da animare passo dopo passo. Mettendo poi in fila tutti questi fotogrammi si ottiene quello che è il film finale.
Di questa particolare tecnica ne esistono diverse versioni. Conosciamo la clay animation, che riguarda per esempio l'animazione degli oggetti in plastilina, oppure la puppet animation, che riguarda l'animazione dei pupazzi. Noi del laboratorio ci siamo concentrati invece sull'utilizzo di una particolare tecnica chiamata paper cut animation, ovvero l'animazione della carta. Infatti per l'albero di Pietro sono stati utilizzati solamente ritagli di carta e la sua lavorazione ci ha visti impegnati per ben 9 mesi. Vi auguro una buona visione e un sereno 25 aprile. Era il 12 giugno 1921, quando Beppe Berardengo, detto Beppe dalle mani grosse, mi piantò, giovane Pino, davanti alla sua casa, in onore della nascita del suo primogenito, Pietro. Dura la vita di montagna. Tempi grami. Beppe e Teresa s'arrangiavano come potevano. 2 capre da poco latte, 3 galline, castagne e patate. Pietro e la sorella Caterina crescevano forti, presi 1000 giochi fatti di niente e tanta fantasia. Infanzia povera, ma dignitosa. Mentre per la povera gente la vita scorreva tra 1000 difficoltà, laggiù a Roma l'uomo della provvidenza, come qualcuno l'aveva definito, impettito dal suo balcone, chiamò l'Italia a conquistare il suo impero. Non contento, si alleò in un patto d'acciaio con Berlino e qualche anno dopo pugnalò alla schiena il cugino transalpino. Corse a spezzare le reni alla Grecia e, dimenticando la lezione di Napoleone, attaccò la Russia. Ah, se lo ricordo bene il giorno della partenza per la Russia. Il mio Pietro, Riccardo, Guido e Michele nelle loro divise di panno autarchico. «Ciao Pinas!» mi salutò Pietro. «Tornerò presto!» Di quei ragazzi del 21 tornò solo Riccardo, che nella steppa ad uno aveva visto cadere tutti i suoi amici. Per ultimo Pietro, il mio povero Pietro. Ma tutto viene e tutto passa. La guerra ce l'avemmo tra le case e Riccardo andò su in montagna coi partigiani a combattere per la libertà contro i tedeschi e i fascisti, italiani contro italiani. E improvviso sbocciò l'amore tra Riccardo e Caterina, la sorella del suo migliore amico, e una sera di aprile, che le stelle brillavano luminose in cielo, appoggiati al mio tronco, fu il primo bacio. «Ciao Pinas», sussurrò Riccardo. «Pietro ci sta guardando da lassù». Ma tutto viene e tutto passa. Ho visto nascere il figlio di Riccardo e Caterina, che hanno chiamato Pietro, e in una notte di luna piena ho visto andarsene il vecchio Beppe e poco dopo l'amata Teresa. La montagna si è svuotata, la gente è scesa a lavorare in città. Il paese si ripopola solo in estate e la domenica, e la vecchia fumosa Piola ha lasciato il posto a un ristorante coi tavoli di formica. E un giorno di maggio, preceduto da un telegramma del ministero dalla Russia, arriva una piccola cassetta avvolta in un tricolore. E Pietro, il mio piccolo Pietro che ritorna a casa. Tutto viene e tutto passa. Mentre con una mesta processione il mio Pietro viene accompagnato nel piccolo cimitero del paese e le campane battono a morto, mi sento stanco, infinitamente stanco, senza più alcuna voglia di continuare a vivere. E insieme al mio Pietro decido di andarmene anch'io.